E allora eccoci ritornati in studio, la pubblicità come sempre ci serve anche per come dire, avvicendare gli ospiti. Adesso apriamo la seconda parte della trasmissione, la trasmissione che dedichiamo alla situazione politica ormai da più di 70 giorni, sono un'ottantina di giorni che si discute di politica nella seconda parte. Presento subito gli ospiti, inizio dalla mia sinistra, abbiamo Alessio Zanon, buonasera, buonasera. Esponente di Forza Italia, al suo fianco Alberto Ruggin, buonasera Ruggin, buonasera, di ragazzi, Più Europa, al suo fianco l'onorevole Alberto Stefani della Lega, buonasera anche a lei Stefani, e Guglielmo Masin del Partito Democratico, buonasera Masin anche a lei. Allora, come sempre, seconda parte di trasmissione che apriamo comunque con le nostre ricorrenze storiche. Abbiamo la sigla di Memorandum, la vediamo assieme così capiamo di che cosa parliamo. Memorandum, storia e memoria. 13 maggio 1979. Il massacro dei Pelle Rossa. Gli indiani Sioux vengono risarciti con 105 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti per le Black Hills, le loro terre sacre sottratte nel 1877. Ecco, è una vicenda che diciamo non sempre molto conosciuta, soprattutto questa del risarcimento, ma soprattutto delle stragi che sono state compiute in quegli anni, siamo attorno al 1870, in questa zona, sulle Black Hills. Sono stati fatti molti film in proposito e noi introduciamo questo argomento proprio proponendovi un breve brano di un film famosissimo che è Il piccolo grande uomo con Dustin Hoffman, e vediamo la scena dell'attacco al villaggio dove lui si trovava. Lancio di luna! Corri! Corri! Ecco, queste le immagini di questo film. Ricordiamo più recentemente il film anche Balla coi lupi con Kevin Costner, in buona parte è stato peraltro girato proprio nella zona delle Black Hills. Black Hills, quindi queste colline nere per le foreste appunto particolarmente fitte, che in quegli anni furono meta di tanti cercatori d'oro, e proprio per questo appunto l'esercito poi intervenne, gli indiani furono messi nelle riserve e quant'altro. Ecco, io inizierei da Alberto Stefani, se vuole dirci qualcosa su una vicenda che sicuramente avrà conosciuto ad esempio cinematograficamente. Sì, è una vicenda che sicuramente ci porta alla memoria una delle vicende più tragiche, insomma, di quella che è stata, di quello che è stato poi l'intervento negli Stati Uniti nei confronti dei nativi. C'è stato questo risarcimento che chiaramente è stato simbolico. Io credo non ci sia prezzo da pagare nei confronti di una cosa del genere. Hanno cancellato, quindi possiamo dire, la cultura locale, la storia locale, le tradizioni locali, e tutto perché c'era la necessità in quelle Black Hills di cercare l'oro. Ricordiamo anche che storicamente c'è stato il famoso sentiero delle lacrime, no? Quello con cui i nativi indiani solcarono nel momento della deportazione statunitense nelle riserve. Ora
ancora ci sono delle riserve, chiaramente tra l'altro non fanno riferimento ai territori nei quali appunto era cresciuta la cultura nativa, ma sono stati deportati altrove, e quindi chiaramente è un problema che tra l'altro ancora si pone, perché ancora adesso ci sono vicende conflittuali tra lo Stato federale certo. e la sovranità anche di questi territori, che in realtà non godono più di una vera e propria sovranità dal punto di vista del diritto internazionale. Certo. Rugin. A me piace sempre prendere questi eventi storici, queste ricorrenze e rapportarle all'oggi, quindi cercare di capire che cosa la storia può averci insegnato, se ci ha insegnato qualcosa. Io penso ad esempio che questa è una vicenda, come tante ne abbiamo viste nella storia, di una maggioranza che dominava appunto su una minoranza, quindi dominava su un gruppo sociale in particolare etnico, e quindi io penso a tutte le vicende che nella storia la maggioranza ha dominato nelle minoranze sociali in quanto minoranze, e quanto questo è avvenuto anche nel periodo più recente. Basti pensare a quello che è avvenuto con la seconda guerra mondiale con gli ebrei, quello che avviene ancora oggi in alcune parti del mondo, basta che vediamo quello che sta succedendo in Birmania, pensiamo anche, che ne so, ad altri tipi di gruppi sociali non necessariamente etnici ma anche di orientamento sessuale. Ieri è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, dopo 28 anni è stato riconosciuto che l'omosessualità non è una malattia, però quanto hanno dovuto subire anche il gruppo sociale degli omosessuali. Quindi che cosa la storia oggi ancora ci insegna? Ancora, dopo ne parleremo ovviamente, anche perché comunque sono questioni molto attuali, ancora si parla di sistemare la questione dei Rom. Cioè, ok, sistemiamo la questione dei Rom, ma come la sistemiamo? Semplicemente chiudendoli, ma chiudendo questi campi e mettendo dove queste persone? Perché stiamo sempre parlando comunque di persone, dei diritti delle persone e delle libertà individuali delle persone, che comunque in quanto persone, a prescindere dalla loro appartenenza etnica, sessuale, sociale, culturale, hanno diritto di eguaglianza davanti allo Stato. Ecco Masin, qual è la responsabilità, tra virgolette, di Hollywood nel, come dire, nell'aver raccontato per tanti anni forse una storia diversa, no? Parliamo di Pelle Rossa, i Selvaggi, certo. no? Sicuramente, probabilmente dagli anni 30 in poi fino agli anni 80 si è raccontata una storia diversa, una storia in cui l'europeo colonizzatore del nuovo mondo ha portato lo sviluppo, ha portato la tecnologia ad una popolazione autoctona. Così non è stato. In realtà una popolazione, quella europea, sviluppata maggiormente da un punto di vista tecnologico, ha derubato queste popolazioni autoctone delle loro vite, delle loro terre, della loro cultura. Ha detto bene Rugin che la diversità in realtà è una ricchezza e va valorizzata. Negli anni probabilmente questo meccanismo negli Stati Uniti è stato compreso con enormi difficoltà, pensiamo anche alle lotte dei neri della popolazione di colore per l'acquisizione dei diritti civili, ma probabilmente questa è la forza degli Stati Uniti ora, cioè avere un melting pot, una miscelazione di culture e di popolazioni che la rendono una potenza, e la rendono una potenza anche proprio per questa diversità culturale. Certo. Zanon. Ma bisogna contestualizzare anche il fattore storico del momento. Teniamo presente che in quel periodo anche in Italia, per esempio, quando durante l'unità d'Italia c'è stato un massacro perpetrato dai Sabaudi verso il Regno di Sicilia. Bisogna ricordare anche gli spagnoli che hanno invaso il Messico con Pizarro e con altri, hanno decimato gli Inca, e che oggi gli americani, che hanno grande coraggio anche di affrontare la propria storia, ma per molti anni, tornando alla questione dei film, hanno voluto nascondere la polvere sotto il tappeto. La mia preoccupazione nasce che non abbiamo imparato nulla dalla storia, è quello che succederà in Europa con i nuovi immigrati che stanno arrivando, una minoranza che va a imporre delle scelte diverse alla maggioranza. Ermanno.
E inizialmente gli europei in America erano la minoranza, poi naturalmente hanno preso il sopravvento e hanno distrutto gli autoctoni. Io ricordo un testo scritto da Bartolomé de las Casas, inizio del 1500. La conquista degli spagnoli e poi successivamente dei portoghesi ridusse dell'80% la popolazione americana autoctona. Fu un genocidio. Quello che si faceva nelle foibe della zona carsica si praticava già nel 500 nel Centro America. Cioè, siccome si fa fatica a ammazzare un sacco di gente, lo si porta al limite di un dirupo, lì si legano tutti uno all'altro, si butta giù il primo e tutti gli altri gli vanno dietro. E così si fa prima. Consiglio ai nostri telespettatori Bartolomé de las Casas perché è significativo di quello che hanno fatto i cristiani, soprattutto per convertire gli autoctoni. Che erano persone che avevano avuto i loro difetti, i loro pregi, avevano un loro modo di vivere, ma certamente gli spagnoli di allora, e Bartolomé de las Casas fu un conquistadores inizialmente, poi si pentì e si convertì, invece prese il saio e divenne sacerdote e tornò in Spagna e con questa denunciò al re di Spagna quello che stava succedendo in America. La stessa cosa è tutto per l'oro e la stessa cosa è successa negli Stati Uniti e siamo a pochi anni, perché siamo attorno al 1870-75 quando viene scoperto l'oro. Vengono risarcite queste popolazioni che stavano lì, perché quella era una riserva, cioè già gli indiani erano stati messi in quella zona perché il resto del territorio era stato, diciamo, liberato, per modo di dire, era stato sottratto agli indiani ed erano stati portati in quella zona perché l'America si doveva sviluppare, si doveva fare la ferrovia e tutto il resto. Ma quello che non si sa è che quell'oro è servito per fare la base aurea degli Stati Uniti. Se il dollaro valeva qualcosa, valeva perché? Perché poi l'oro non si poteva commercializzare negli Stati Uniti, poteva comprarlo solo lo Stato. Comprandolo lo Stato hanno creato la base aurea su cui poi si è fondato il dollaro e la ricchezza del dollaro. Questo è il meccanismo. Nonostante tutto, abbiamo visto una scena hollywoodiana, ma comunque cruenta, nonostante tutto non riuscivano a debellare gli indiani e gli indiani non volevano andarsene dal territorio. E allora hanno fatto un'altra cosa, hanno fatto una strage di bisonti e allora sono riusciti a far morire di fame gli indiani perché naturalmente non potevano passare l'inverno, non avevano risorse alimentari, non venivano date risorse alimentari, allora trovarono un'altra zona dove creare una riserva indiana e in questa riserva indiana promettevano di dargli da mangiare a spese dello Stato. Attualmente il signor Trump vuole cacciarli anche di là perché deve far passare gli oleodotti e il petrolio. Quindi mi pare che la storia si perpetua continuamente. Certo, però c'è da dire se non altro che appunto in questi ultimi anni anche il cinema ha aiutato a denunciare determinati fatti. Adesso allora andiamo un attimo in pubblicità. Torniamo subito e iniziamo a parlare allora di questo contratto di governo, di questa giornata di votazione, sentiremo poi anche i vari leader politici cosa hanno detto in questa lunga giornata. A tra poco.